Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca per un maxi sequestro di cocaina in un'inchiesta della Guardia di Finanza e della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina, valore al dettaglio oltre 240 milioni di euro. 38 le persone che le Fiamme Gialle stanno arrestando in queste ore. Ci dice tutto il nostro Andrea Pierini. 4,3 tonnellate di cocaina purissima dal valore di almeno 240 milioni di euro, sequestrata insieme a 2 milioni di euro in contanti e 38 arresti tra Europa e Colombia. Questo il bilancio di una importante operazione eseguita dalla Guardia di Finanza, il nucleo di polizia economica finanziaria, e coordinato dalla direzione antimafia del Tribunale di Trieste e dal procuratore Antonio De Nicolo. I 4.300 kg di bamba sarebbero stati pagati 96 milioni di euro dai gruppi criminali acquirenti e poi avrebbero fruttato appunto 240 milioni di euro dopo quello che in gergo viene definito il taglio con altre sostanze. Le indagini sono partite a maggio 2021 e grazie anche ad agenti infiltrati sono state eseguite 19 consegne controllate consecutive fino a maggio 2022 e grazie alle quali è stato possibile ricostruire l'intera filiera. Gli acquirenti sono soggetti di Veneto, Lombardia, Lazio e Calabria legati alla criminalità organizzata, in mezzo broker, grossisti e trasportatori. Ai vertici i narcos colombiani che dopo l'arresto e l'estradizione negli USA di Dario Antonio Usuga David, capo del clan del Golfo, devono incassare un'altra dura sconfitta. I 38 arresti stanno avvenendo tra Italia, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Colombia e Olanda. Oltre alla coca sono stati sequestrati anche 1,8 milioni di euro in contanti, diversi mezzi tra cui un tir e un SUV dal valore di oltre 100.000 euro. E sul maxi sequestro di cocaina c'è il commento dell'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, per il quale l'operazione della DDA di Trieste e della Guardia di Finanza conferma il valore dei professionisti della sicurezza e toglie dalle nostre strade una quantità enorme di droga. La notizia, ha aggiunto Roberti, rende orgogliosa l'intera comunità regionale delle forze dell'ordine che operano in Friuli Venezia Giulia. È prevista per oggi l'udienza di convalida dell'arresto di un agente di custodia in servizio nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. Le manette sono scattate venerdì scorso. Le accuse a suo carico sono gravissime. In veste di agente della polizia penitenziaria avrebbe introdotto nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo droga e telefoni cellulari con i quali alcuni detenuti potevano comunicare con l'esterno. L'uomo, un carnico di 54 anni in servizio nell'istituto di pena, finito in manette venerdì scorso, comparirà oggi davanti al GIP di Udine, Carlotta Silva, per l'udienza di convalida del fermo e l'interrogatorio di garanzia. L'agente, ora in isolamento nella casa circondariale di Udine, è finito al centro di una lunga indagine dei Carabinieri di Tolmezzo e della stessa polizia penitenziaria coordinata dal PM Andrea Gondolo, scattata dopo il ritrovamento a più riprese di telefoni nelle celle del carcere tolmezzino. La scorsa settimana gli investigatori hanno perquisito l'abitazione e l'alloggio dell'agente, sequestrato cellulari, sostanze stupefacenti e altro materiale. Nell'inchiesta sono coinvolti pure i detenuti, la maggior parte dei quali sottoposti al regime di alta sicurezza e condannati per reati associativi che sarebbero stati favoriti dall'indagato. Ancora cronaca, tragedia ieri sera nelle acque di Marano Lagunare quando alle 19 circa un'imbarcazione è andata ad impattare contro una bricola vicino all'isola di Sant'Andrea. Con l'urto il piccolo natante si è rovesciato facendo cadere in mare i 2 uomini che si trovavano a bordo. Mauro Lorenzo, 71enne di Latisana, e un suo amico. Immediati soccorsi gestiti dai vigili del fuoco, ma per Mauro Lorenzo, in quel momento alla guida della barca, non c'è stato nulla da fare. L'amico invece è stato recuperato e trasportato all'ospedale. Un malore al timone la causa alla base dell'incidente. È un drammatico incidente con un morto ieri pomeriggio sulla Cimpello Sequals all'altezza di Zoppola. A perdere la vita una donna italiana di 55 anni nata a Vienna che alla guida di un'auto si è scontrata frontalmente con un veicolo commerciale. Tra i mezzi in fila un altro serio incidente. Uno schianto tremendo sulla Cimpello Sequals è costato la vita a una 55enne che viaggiava a bordo di una Dacia Duster. La donna, nata a Vienna e residente in Italia, ha perso il controllo dell'auto ed è andata a scontrarsi frontalmente contro un furgone di un'azienda dell'edilizia di Oderzo. L'impatto è stato violentissimo e la donna è morta praticamente sul colpo. Inutili tutti i soccorsi. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno estratto il corpo con le pizze oleodinamiche, ma per lei non c'era nulla da fare. Il personale medico, arrivato con automedica, ambulanze e dell'isoccorso, non ha potuto che constatarne il decesso. I sanitari hanno invece soccorso l'autista del mezzo commerciale, ferito leggermente, ma sotto shock, che è stato portato in ospedale
a Pordenone per accertamenti, dove sarà sottoposto anche al test tossicologico e alcologico. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Cordenons che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La donna, per una distrazione o un malore, potrebbe aver invaso la corsia opposta scontrandosi con il veicolo commerciale. I mezzi sono sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'incidente ha creato lunghe code in entrambe le direzioni. Tra i veicoli in fila si è verificato poi un altro scontro. Un'auto è stata tamponata da un camion ed è rimasta incastrata tra due mezzi pesanti. L'autista, ferito in modo serio ma cosciente, è stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco e portato in ospedale. Molesta una ragazza a Lignano e scatta l'arresto per violenza sessuale. È stato fermato dai carabinieri un 19enne straniero residente in Friuli. È successo la notte del 6 giugno quando i carabinieri sono stati richiamati dalla reazione di una ragazza all'aggressione subita da parte di un cittadino tunisino di 19 anni, residente nell'ex provincia di Udine. La giovane, una ventenne residente nell'Interland udinese, era stata obbligata dal ragazzo a subire dei palpeggiamenti prima che i militari lo bloccassero e arrestassero. E una Fiat Panda ha preso fuoco ieri sera tra le strade secondarie di Manzano. La persona alla guida dell'utilitaria è riuscita ad uscire dall'automobile giusto in tempo, abbandonando la vettura in un campo che costeggia la strada. La fuga fortunatamente è avvenuta poco prima che l'automobile venisse completamente avvolta dalle fiamme che si sono levate dal vano motore. L'incendio ha distrutto 3 ettari di coltivazioni di orzo. E si sono appena conclusi a Trieste, al cimitero di Sant'Anna, i funerali dello scrittore Boris Pahor, morto lunedì scorso all'età di 108 anni. Nato a Trieste da genitori sloveni, Pahor è stata una delle voci più significative della tragedia della deportazione nei lager nazisti e testimone delle discriminazioni verso la minoranza slovena nella Venezia Giulia. Sopravvissuto ai lager nazisti, difensore della dignità e della libertà dell'individuo, degli umiliati e degli offesi, è stato accostato ad autori come Primo Levi, Robert Antelme e Imre Kertész e più volte candidato al Nobel per la letteratura. Cambiamo pagina. È in programma oggi il primo consiglio d'amministrazione del nuovo corso di Civibank dopo il successo dell'offerta pubblica di acquisto targata Sparcasse. Nel corso della riunione saranno nominati nuovi vertici con la presidenza affidata ad Alberta Gervasio. Comincia oggi un nuovo capitolo nella storia ultracentenaria di Civibank. Alla banca di Cividale, passata dopo l'OPA sotto il controllo della Cassa di risparmio di Bolzano, andrà in scena il primo CDA targato Sparcasse, dopo che la lista promossa dall'Istituto Alto Atesino ha trionfato ieri con l'89% dei voti espressi dai soci, soppiattando il CDA uscente guidato da Michela Del Piero. Nella seduta odierna saranno ufficialmente nominati i vertici, con la presidenza assegnata alla manager Alberta Gervasio e la vicepresidenza agli avvocati Guglielmo Pellizzo, che era già numero 2 della banca, e Aldo Bulgarelli. A rappresentare la continuità con il passato nel CDA sarà l'ex vicepresidente Andrea Stedile, esponente della lista risultata sconfitta. Un nuovo corso, dunque, sotto il controllo di Sparcasse, che ha chiuso l'OPA salendo al 75% del capitale sociale di Civibank, più che quadruplicato rispetto all'iniziale 17%. Ieri, peraltro, la banca altoatesina ha pagato chi ha aderito all'offerta pubblica d'acquisto, sborsando 100 milioni di euro per le azioni e 2 milioni per i warrant, per i quali è previsto anche un ulteriore corrispettivo differito pari a 40 centesimi l'uno, che sarà pagato nel terzo trimestre 2024 a coloro che saranno rimasti clienti della banca. Nel CDA di oggi, inoltre, si comincerà anche a delineare il futuro della banca di Cividale, pronta alle prossime sfide, con gambe decisamente più solide. Al via da oggi a domenica il Salone del Mobile di Milano. Il Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato da 66 marchi di un comparto che conta 2.400 imprese in regione. In vetrina nel fuorisalone anche il prosciutto di San Daniele. Sostenibilità e bellezza, ecco i due concetti su cui si basa la 60ª edizione del Salone Internazionale del Mobile, che torna a Roffiera da oggi fino al 12 giugno. Oltre 2.000 espositori, di cui il 25% stranieri, che occuperanno tutti i 20 padiglioni del polo fieristico e faranno di questa manifestazione un evento speciale per la città di Milano e non solo. Un ruolo da protagonista lo giocherà anche il Friuli Venezia Giulia, presente con 66 marchi, occasione per mettere in vetrina le eccellenze regionali di un comparto, quello del legno arredo, che conta circa 2.400 imprese che rappresentano il 20% dell'industria manifatturiera della regione, impiegando oltre 19.000 addetti. E anche i numeri complessivi sono in crescita. Il 2021 ha visto in regione superati i 2 miliardi di export, più 16% di fatturato sul 2019, complice anche la voglia di casa esplosa con l'arrivo della pandemia. Oltre alle aziende protagoniste con i loro prodotti e il loro design, a Milano ci sarà spazio per un'altra eccellenza friulana. Il prosciutto di San Daniele sarà protagonista agli eventi del fuorisalone all'interno degli spazi di Opificio 31.
2021 e porterà i visitatori a vivere un'esperienza unica multisensoriale di gusto e sapore con l'installazione immersiva Io sono il vento. Intanto un sostanzioso sostegno alle aziende partecipanti è arrivato dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine, che ha creato un fondo di 300.000 euro a favore delle imprese regionali del comparto legno arredo per abbattere i costi di partecipazione alla manifestazione. Torniamo a parlare di territorio per un nuovo incontro ravvicinato con uno dei lupi presenti nelle campagne del Medio Friuli. Questa volta l'avvistamento con un bel esemplare è avvenuto intorno alle 21 di ieri lungo la strada che collega Coderno a Mereto di Tomba. A immortalare la scena è stata Beatrice Molaro, pronta ad impugnare il suo smartphone e a riprendere l'animale. Come si nota da queste immagini, il Canis lupus non appare per nulla spaventato dal transito delle automobili o dalla presenza umana. Nella zona, lo ricordiamo, i lupi sono presenti da almeno 4 anni, diversi gli avvistamenti avvenuti nell'ultimo anno. Ripartiranno a breve i lavori di restauro del castello di Colloredo di Monte Albano, al momento fermi per problemi burocratici legati in particolare all'aumento dei costi delle materie prime. A confermarlo il sindaco Luca Ovan. In questo momento ho parlato l'altro giorno con l'assessore Pinzimenti, che lo ringrazio, e anche col RUP, che è Claudio Degano. Stanno rifacendo i calcoli, è una cosa dovuta soprattutto al motivo degli aumenti del 40% di tutte le materie prime. E in più si sta arrivando, credo fine settimana, una risposta positiva della soprintendenza per fare la strada esterna, per poter vedere e ammirare la realtà del castello, del turismo, della zona verde del castello di Colloredo. Quindi siete in attesa di un ok per procedere ai lavori, diciamo così? Sì, siamo in attesa di un ok. Il primo passaggio era già fatto per il secondo lotto, che è quello della realtà medievale, del mastio, quello più antico. Abbiamo avuto questi contrattempi anche per quelle questioni che sono venute fuori tra la guerra, tra gli aumenti di materie prime, però i soldi in bilancio ci sono, regionali, però c'è tutto un iter burocratico che tante volte mi dà fastidio, ma bisogna seguirlo. Questa edizione del telegiornale termina qui. Io vi ricordo tra poco l'appuntamento con gli approfondimenti di A voi la linea. Buon pomeriggio.